Chiesa plebanale attestata inizialmente col titulus di Santa Maria nel 1206, la parrocchiale di Susegana venne riedificata subito dopo che Papa Innocenzo III conferì il giuspatronato ai conti di Collalto. L'importante restauro interno del 1760 e il rinnovo della facciata avvenuto nel 1887 non le hanno alterato l'impianto tipicamente quattrocentesco, caratterizzato da un grande spazio interno tripartito da una doppia fila di colonne cilindriche con archi a tutto sesto e un corto presbiterio dalla singolare volta unghiata. Lungo la parete nord sono conservati alcuni affreschi quattrocenteschi: Madonna con Bambino in trono, parte di un'Ultima Cena e un lacerto con Santa Maria Maddalena, assimilabili alla bottega di Giovanni di Francia. Nella Madonna con il Bambino in trono, il bambino sdraiato in grembo prefigura la morte, mentre la Vergine invita la stante a pregare, stando seduta su un trono dallo schienale arrotondato. L'opera più notevole è la pala della Madonna con Bambino in trono e i santi Giovanni Battista, Caterina d'Alessandria, Daniele e Pietro, del Pordenone. La monumentalità e il movimento delle possenti figure dei quattro santi e della Vergine assisa con il bambino, che sembra roteare tra le sue braccia, vengono esaltati dall'andamento curvilineo in prospettiva accelerata del fondale architettonico, immagine del Tempio di Gerusalemme, pur nell'aspetto di una costruzione romana, la cui fine è sancita dalla profezia del profeta Daniele, che qui ha l'indice puntato in alto e il cartiglio con la scritta Cum Venerit, parafrasi dell'avvento del Messia. Anche gli altri santi di questa sacra conversazione si accordano con il messaggio di Daniele. Il Battista indica come presente colui che è stato annunciato. Caterina d'Alessandria simboleggia il rifiuto di adorare gli idoli pagani, mentre Pietro ha ai propri piedi una grossa roccia che richiama sia la sua missione sia l'interpretazione che Daniele aveva dato al sogno di Nabucodonosor, nel quale una pietra si staccava dal monte, travolgeva la statua tetrametallica, simbolo delle quattro epoche pagane, e instaurava il regno che non sarà mai distrutto e non sarà trasmesso ad altro popolo.